Come mai la macchina per lui era indispensabile? Il richiamo dell'amore, è lontano da qua, quindi gli ho detto guarda se hai bisogno di qualsiasi cosa, erano dei volontari che avevo incaricato di dargli una mano a portarlo a prendere la spesa, il resto negli ultimi 2 o 3 giorni, che non è tanto, un mese neanche che hanno tolto la patente, ma la comunicazione è arrivata ieri di consegnare. E quindi E lui però non si rassegnava. non si regna, lui doveva andare giù a San Donà di Piave. La passione per una novantenne sarebbe stata la molla che ha fatto salire al volante Germano De Luca in quel suo ultimo viaggio verso San Donà. E questo nonostante 3 mesi fa non fosse risultato idoneo alla revisione della patente. Per me è stato un colpo fatale quello che non avere la patente, di poter muoversi. Lui era cocciuto, testardo e anche guai avere qualcuno sopra di lui. Ma il sopportava, forse ecco la presenza del sottoscritto, che amici da tanti anni, che lo conoscevo bene, che aveva fiducia anche in me, forse quello, però anche lì ogni tanto ci scontravamo perché lui voleva sempre prelevare, per far che non si sa, perché anche più di tanto non sapeva neanche come spendere, insomma, se devo essere sincero. E proprio per questi prelevamenti sospetti il Tribunale aveva nominato il sindaco suo amministratore di sostegno, che come primo provvedimento gli aveva affiancato una badante in questa abitazione di Borgo Luca, tra Fregona e Montaner. Qui era tornato dopo decenni da capocantiere in giro per il mondo, una vita passata a lavorare che probabilmente non gli ha lasciato tempo per una relazione stabile. Poi la pensione, un congruo gruzzolo da parte e in parte eroso dai fallimenti delle banche venete, e un carattere sempre più scontroso. Lui è sempre stato abbastanza bene, non è che ultimamente era un po' forse da vedersi da solo, aveva litigato con gli amici, aveva litigato col vicino di casa, quindi c'era un po' di... ma quello del vicino di casa dopo l'avevamo risolta. Con i parenti non andava d'accordo. Tra le case del Borgo Luca, Germano viene ricordato così. Germano in per sé era una bravissima persona, non era cattivo, anzi era sempre anche disponibile, era tranquillo. Però insomma ultimamente... Ultimamente purtroppo tra che le badanti non le andavano a genio, tra che lui aveva una malattia magari progressiva che qua non si sapeva e di conseguenza... Per il sindaco il cuore è stato fatale a Germano in tutti i sensi. Sicuramente un colpo gli è venuto qualcosa al cuore, qualcosa, non penso.